buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ponte potrebbe essere la volta buona. Il CDA della società Stretto di Messina ha esaminato e approvato gli ultimi documenti per il CIPES che darà il via libera al progetto definitivo. Allerta dell'antimafia dopo il ritorno in libertà di 3 capi di Cosa Nostra e poi la questione dell'hotel confiscato alla mafia e dato in gestione al nipote di Brusca. Al nostro TG gli autori dell'inchiesta giornalistica che ha fatto luce sulla questione. In memoria di Rocco Chinnici, oggi le celebrazioni a 42 anni dalla morte del magistrato ideatore del primo pool antimafia. Le parole del figlio: è stato tra i primi a capire la gravità del fenomeno. Intanto, colpo alla mafia che gestiva appalti milionari nell'edilizia, 2 arresti e una persona ai domiciliari a Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese. Incendi a causa delle fiamme divampate nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Catania, operazioni di volo sospese per 2 ore, roghi alimentati dal forte vento tra San Giorgio e Vaccarizzo e nei pressi della tangenziale di Catania. Vertenza Almaviva, si spacca il fronte sindacale, quasi in 400 rischiano il licenziamento da dopodomani, sono gli impiegati del call center Covid che la Regione vorrebbe reimpiegare nei centralini che partiranno da dicembre. Calcio, Palermo, Bani non si pone limiti, il difensore ex Genoa presentato oggi nella sede del Ritiro dice: sono sceso da là per provare a tornarci subito. Catania, anche Martic e Corbari pronti a dare il loro contributo. Domani il test con l'Ascoli per fare il primo punto sul lavoro fatto in ritiro. Di nuovo bentrovati. Dunque, come avete sentito dai titoli, si va verso la seduta del CIPES che la prossima settimana delibererà il via libera al ponte sullo Stretto. Oggi la società Stretto di Messina ha approvato gli ultimi documenti. Sentiamo Francesco Triolo. Il CDA della società Stretto di Messina ha esaminato ed approvato gli ultimi documenti per il CIPES che darà il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Si tratta in particolare di atti aggiuntivi ai contratti per la realizzazione. Il valore aggiornato dell'investimento resta confermato a 13 miliardi e mezzo di euro interamente coperti dalla legge di bilancio del 2025 e dall'aumento di capitale della Stretto di Messina, sottoscritto nel 2023. Quest'ultima fase verso il CIPES, ha spiegato l'amministratore delegato della Stretto, Pietro Ciucci, è stata particolarmente impegnativa sia per la mole dei documenti da presentare, sulla quale è stato posto il massimo dell'attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come è stato con il recente accordo di programma sottoscritto da 7 firmatari. Un passaggio, quello di oggi, alla presenza del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in vista dell'approvazione del CIPES prevista nella prossima settimana. Poi bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'estate, e dopo la registrazione della Corte dei Conti la delibera sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa. Sarà avviata la progettazione esecutiva e le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione, la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la predisposizione dei campi base. Con l'approvazione del CIPES ci sarà inoltre la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che consentirà di avviare gli espropri. Si partirà con gradualità secondo il piano pubblicizzato nei mesi scorsi e sempre con la massima attenzione nei confronti degli esproprianti, ha voluto aggiungere Ciucci. Cambiamo argomento. Dopo le scarcerazioni per fine pena di padrini di Cosa Nostra e della sorella di Messina Denaro, l'antimafia è in allerta. Nel prossimo servizio anche il racconto degli autori dell'inchiesta giornalistica sull'hotel di Palermo dato in gestione in modo legittimo al nipote di Brusca. Sentiamo Orazio Longo. Il carcere deve tendere alla rieducazione del condannato, questo dice anche la nostra Costituzione, ma quando il condannato è un esponente di spicco della criminalità organizzata, i dubbi che la detenzione abbia centrato l'obiettivo costituzionale sono legittimi. Sono i dubbi dell'antimafia che dopo le scarcerazioni eccellenti, legittime, attenzione, per fine pena, di Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo, di Calogero Lo Piccolo, di Giovanni Sirchia e di Rosario Lobue, ha riportato allerta tra i giudici. A Castelvetrano la notizia ha suscitato poche reazioni. La voce del sindaco Lentini si leva a nome della comunità, la nostra città è chiuso col passato, basta aver espiato la pena, si interroga il responsabile provinciale di Libera, Salvatore Ingui. C'è una questione morale che non riguarda solo i padrini di Cosa Nostra, ma anche i cittadini che a quei padrini guardano come punti di riferimento. Ma c'è anche chi solleva la questione delle parentele con i boss. Quanto contano? La domanda va allora fatta al contrario. Basta essere parente di un boss per essere considerati pericolosi? E lì esce fuori la vicenda del nipote di Giovanni Brusca, a cui è stato assegnato anche qui, legittimamente, dal Tribunale di
di Palermo, col parere favorevole della Procura, della Questura e dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, un albergo sequestrato alla mafia nel 2020. A raccontare quest'ultima storia, la docu-inchiesta Una brusca faccenda del progetto indipendente Lamia, pubblicata su YouTube e poi ripresa da diverse testate. Ci siamo interessati sui motivi che hanno determinato questo fatto e sulle conseguenze degli ultimi anni. Allora ha preso piede un'inchiesta completamente autonoma in materia di reperimento fonti, documenti e soprattutto ricostruzione. Abbiamo semplicemente esercitato il nostro diritto di cittadini a porre domande nella speranza che qualcuno ci risponda, ma come vedrete nel documentario questa cosa non è molto piaciuta ai diretti interessati. Rimane il contesto di una questione morale e umana da riflettersi con le esigenze della giustizia. A Palermo, 42 anni fa, veniva ucciso il giudice Rocco Chinnici, che cambiò la lotta a Cosa Nostra istituendo il pool antimafia. Sentiamo. Non potrò mai dimenticare il botto sordo a cui seguì un silenzio altrettanto assordante e poi i vetri rotti per casa, i libri buttati fuori, espulsi dalla libreria. 42 anni fa veniva ucciso il giudice Rocco Chinnici. Questo è il ricordo del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che abitava a pochi metri da via Pipitone Federico, civico 59, dove Chinnici venne trucidato. Assieme al maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Chinnici cambiò la lotta a Cosa Nostra, istituendo il pool antimafia, la svolta che permise di combattere concretamente i mafiosi. Un momento in cui non si sapeva quasi nulla del fenomeno mafioso. Rocco Chinnici è stato tra i primi a intuirne la pericolosità, a individuare quei metodi che oggi sono quelli che vengono utilizzati in maniera corrente, la specializzazione dei magistrati, il lavoro di gruppo, il cosiddetto pool. Le indagini patrimoniali, che sappiamo che poi negli anni sono rivelati lo strumento più importante, molto più importante del carcere. Questa mattina la commemorazione nel luogo dell'eccidio, presenti familiari e istituzioni. Uno dei momenti più belli e più importanti è stato il mio concorso in magistratura, perché è stato un momento che ha dato a papà una gioia grandissima. Proprio quando ha saputo che aveva superato il concorso ha fatto un urlo, lui che era un uomo pacato, abituato a tenere per sé le sue emozioni, ha fatto un urlo di gioia incontenibile e quello è stato un momento particolare. Mi vengono ancora i brividi perché è stato un momento veramente di grande vicinanza fra papà e me. Appalti edili, affari del clan mafioso dei Mazzarroti. Due gli uomini arrestati, fra cui un ex pentito e già capo appunto del clan. Un altro finisce ai domiciliari. Affari milionari, quelli legati agli appalti edili a Mazzara Sant'Andrea nel Messinese, affari che erano di pertinenza del clan dei Mazzarroti. Così, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Messina, i carabinieri di Barcellona hanno arrestato 2 persone e notificato un provvedimento ai domiciliari ad un terzo soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Mazzara Sant'Andrea. Tra i destinatari di un provvedimento l'ex collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano, che attraverso altri 2 fratelli, Antonino Giardina, arrestato e condotto in carcere, e Davide Giardina, ai domiciliari, avrebbe esercitato ingerenza nelle attività economiche ed imprenditoriali del territorio di Mazzarra, imponendosi nel settore del movimento terra, talvolta con agganci anche negli uffici tecnici degli enti. I fatti contestati risalgono a luglio 2023, si sarebbero protratti anche nel 2024. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, vi sarebbe stata l'attribuzione fittizia a un indagato incensurato di un'impresa edile, in realtà gestita dal pregiudicato mafioso insieme al fratello, i quali, prodigandosi per ottenere l'assegnazione di appalti da parte del comune di Mazzara Sant'Andrea, avrebbero lucrato sull'affidamento dei lavori pubblici. Bisognano poi avrebbe accelerato anche la definizione di pratiche amministrative pendenti presso gli uffici tecnici del comune. Almeno altre 2 le aziende che venivano utilizzate per operare, tra i beni sequestrati, 2 società edili, 2 terreni e 8 mezzi che venivano utilizzati dalle imprese. A causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Catania, SAC, società di gestione dello scalo, nel pomeriggio ha sospeso per circa 2 ore tutte le operazioni di volo, con conseguente chiusura dello spazio aereo necessario allo svolgimento delle attività dei velivoli antincendio. L'area interessata dall'incendio non ha coinvolto direttamente lo scalo, ma l'intenso sviluppo del fumo e le conseguenze
condizioni di rischio anche per via del vento hanno reso necessaria l'interruzione delle operazioni aeroportuali per garantire la massima sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture. Poco prima delle 19, a seguito dell'intervento delle autorità competenti e del completo spegnimento dell'incendio divampato appunto nelle vicinanze dello scalo, le operazioni di volo sono state regolarmente ripristinate. E restiamo a Catania, Vasto Rogo, oggi vicino alla tangenziale della città etnea. Le fiamme alte e una nube di fumo nero hanno creato difficoltà agli automobilisti in transito. A bruciare sono soprattutto sterpaglie e il servizio. In azione elicotteri e autobotti dei Vigili del Fuoco di Catania, 2 vasti incendi si sono propagati tra il quartiere di San Giorgio, all'uscita della tangenziale per l'autostrada direzione Palermo, e Vaccarizzo. Responsabile il forte vento che ha alimentato i roghi, creando fenomeni di spotting a causa di brandelli di combustibile infuocati trasportati lontano. Lambita la carreggiata con le fiamme altissime a ridosso del manto stradale. Il fumo ha creato grosse difficoltà, come si vede dalle immagini, agli automobilisti in transito. Chiusa momentaneamente la strada per Vaccarizzo dopo il ponte Primosole. A fuoco sterpaglie, ma qualche timore si è presentato per un deposito di mezzi pesanti. Vigili del fuoco impegnati anche in via San Francesco l'Arena per un altro rogo di sterpaglie e vegetazione. E adesso vi facciamo vedere delle immagini che raccontano più di 1000 parole la devastazione, quella della riserva naturale dello Zingaro a San Vito Lo Capo dopo l'ennesimo incendio. Ci racconta cosa ne rimane Laura Spanò. Ecco cosa resta dello Zingaro dopo l'incendio di venerdì scorso. Cenere ovunque, che a tratti stride con l'azzurro del mare. Se percorri i viottoli lo senti ancora l'odore acre che ti brucia le narici e ti chiude la gola. Benvenuti in quel che resta della riserva naturale orientata dello Zingaro, ancora una volta violentata da mani criminali. Distrutta dal fuoco la piana di Uzzo. I turisti sulle loro imbarcazioni cercano di stare lontano da una delle calette più affascinanti della zona, meta di migliaia di bagnanti ogni anno. L'incendio ha distrutto tutto il verde che anno dopo anno si è tentati ma invano di far ricrescere, così si deve fare i conti con la desolazione completa. Un paesaggio spettrale, ciò che accoglie chi riesce a entrarvi in questi giorni. I danni sono ingenti, tutto è nero di cenere da valle fino alla cresta delle montagne. Salve le case della forestale, anche quelle della galleria, i musei indenni ma circondati dalla cenere. In cenere però gli ulivi di Cala della Disa, gli ultimi frassini superstiti dell'incendio devastante di 4 anni fa, gli ultimi carrubi, gli alberi sparsi lungo la riserva. In cenere anche gli uccellini, ma sono finiti bruciati anche altri animali che nella riserva si sentivano al sicuro. Quel che rimane dello Zingaro oggi è tanta rabbia e una landa desolata. La politica e le inchieste. Sono sempre pronto a collaborare con i magistrati per sciogliere dubbi ed eventuali perplessità. Così il presidente Lars Galvagno durante la cerimonia del Ventaglio a Palermo. Marco Gulla. Dopo settimane di silenzio, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, indagato per corruzione e peculato, torna a parlare e lo fa in occasione della consueta cerimonia del Ventaglio. Se tornassi indietro, metterei una telecamera del Grande Fratello per far vedere tutto quello che è successo, per far vedere la verità. Ho sempre agito in buona fede. Sto attendendo in maniera, credo, abbastanza silenziosa e ho evitato qualsiasi genere di esternazione. Sto mantenendo un profilo di altissima responsabilità, essendo sempre molto collaborativo con coloro i quali stanno oggi facendo delle indagini e rinnovando sempre la mia piena disponibilità a collaborare affinché si possano dare tutte le risposte ad eventuali dubbi o ad eventuali perplessità. E alla domanda su possibili dimissioni, Galvagno ha detto: non ho ricevuto né una notifica di conclusione delle indagini né una richiesta di rinvio a giudizio, che è comunque cosa diversa dal rinvio a giudizio. Quando e se ci saranno altri passaggi in questa vicenda, ci potranno anche essere determinate valutazioni da parte mia. Poi Galvagno parla dello stato di salute dell'Ars.
C'è stato un incremento delle leggi approvate, si è passato da 65 a 79 leggi e questo è un dato che fa vedere come c'è stato un incremento rispetto a una fase iniziale che era un tantino più lenta. Scatteranno fra 2 giorni i licenziamenti di quasi 400 addetti ai call center Almaviva. All'indomani della chiusura con esito negativo della procura al Ministero si spacca il fronte sindacale. Mario Viola. Si spacca il fronte sindacale, 387 lavoratori che ormai si possono definire ex Almaviva rischiano il licenziamento da dopodomani. Sono gli addetti ai call center Covid del 2020 che la Regione vorrebbe adesso usare nei centralini del 116-117 che partiranno a dicembre. Ma ieri il tavolo di crisi al Ministero del Lavoro si è chiuso senza un accordo. Un verbale negativo frutto di una spaccatura. CGIL e UIL non ci stanno ad una proroga dalla cassa integrazione soltanto di 4 mesi, sarebbe l'8ª proroga, seguita dai licenziamenti collettivi con accordo da firmare già adesso e con incentivi all'esodo e NASPI. Non si fidano che la Regione attivi veramente dal 1° dicembre il servizio e la cassa integrazione arriverebbe al 30 novembre. Al contrario, Fistel, CISL e UGL Telecomunicazioni mandano adesso una lettera aperta al Presidente della Regione nella quale considerano la strada indicata da Almaviva percorribile e lo invitano ad impedire che siano i lavoratori a pagare il prezzo della ferma opposizione di CGIL e UIL. Questo perché ieri sera Schifani aveva manifestato apertamente la sua rabbia per una scelta di scontro ritenuta inaccettabile. A superiore a 50 anni non ci vorrà più nessuno, siamo fuori dal mondo del lavoro, questo non può succedere. La palla adesso passa proprio alla regione siciliana, ma senza un accordo romano sarà difficile evitare i licenziamenti dal 1° di agosto. Le lungaggini della sanità pubblica siciliana, oltre alla mancanza di attrezzature. Un insegnante di Pozzallo, nel Ragusano, ha dovuto spendere 700 euro per esami cardiologici urgenti in laboratori privati. Veronica Barbarino. Un altro caso di disservizi nella sanità siciliana arriva da Ragusa. Non ci sono le attrezzature, che devono essere ancora sostituite, e lunghi tempi d'attesa. Così un insegnante di Pozzallo ha speso 600 euro per esami cardiologici urgenti, che non poteva fare nella struttura pubblica. Mi è stata riscontrata una polmonite dilatativa con versamento pericardico. Il mio cardiologo mi ha consigliato di fare una cardiorisonanza e la TAC coronarica. Queste 2 prestazioni vengono elargite dall'ospedale Guzzardi di Vittoria. Ho aspettato più di 1 mese e mezzo, al che giustamente io non stavo proprio per niente bene. Mi hanno detto che al momento non prendevano nessuna prenotazione. Mi hanno detto: signora, noi non possiamo aiutarla in nessun modo. Si rivolga al suo medico e vedo un po'. Unica via possibile per la signora, l'esame a pagamento. Per un importo dalla risonanza magnetica di 410 euro e invece per la TAC coronarica 278 euro. Non ci sta l'associazione Articolo 32, che da tempo denuncia i ritardi della sanità siciliana. Non è ammissibile che ci sia da parte di una struttura pubblica un atteggiamento pilatesco e che non venga indicata l'alternativa che è rappresentata dal decreto che obbliga la struttura pubblica a rivolgersi ad una struttura privata addebitando all'utente esclusivamente il costo del ticket. Dall'ASP di Ragusa la conferma che è ancora in corso la sostituzione della risonanza magnetica nell'ospedale di Vittoria e l'impegno ad individuare misure efficaci per evitare disservizi e rispettare i tempi di attesa. Il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina rimarrà operativo anche dopo la scadenza del 31 luglio. È il risultato dell'incontro avvenuto a Roma tra l'assessore regionale alla salute Faraoni e i vertici dei ministeri della salute e dell'economia e finanza. Il centro resterà aperto sino al 31 dicembre, beneficerà dunque di altri 5 mesi di proroga. Andiamo adesso a Gela. Apre al pubblico la necropoli greca dei bambini, scoperta durante i lavori per l'installazione della fibra ottica, un vero museo a cielo aperto. Gela Italia.
È bastato scavare per la fibra ottica e la storia ha restituito un frammento prezioso del passato. Siamo in via di Bartolo, nel cuore di Gela, dove nel 2019 venne rinvenuta una necropoli greca del VI secolo a.C. Oggi, 6 anni dopo, quel tratto è diventato un museo a cielo aperto, visitabile da tutti. Questo museo a cielo aperto restituisce intanto a Gela che cosa? Un'opportunità, l'opportunità di valorizzare la propria storia, la propria identità. Il progetto, realizzato e finanziato interamente da Open Fiber sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha portato alla pedonalizzazione della strada e all'installazione di una grande lastra in vetro calpestabile, un modo per osservare le antiche sepolture senza comprometterle. Gela chiaramente ha un patrimonio artistico e archeologico importante e abbiamo fatto vari ritrovamenti nelle strade limitrofe e poi ci siamo imbattuti in questa grandissima sorpresa. 16 tombe su 2 livelli, per lo più di bambini, che erano sepolti dentro anfore, simboli di una vita spezzata troppo presto. Emblematica la tomba numero 10, dove è stata ritrovata anche una piccola trottola in ceramica, identica a quelle di oggi. Un gioco forse, ma anche un memento sul senso della vita. Questa è una soddisfazione grandissima. Si vede che il nostro lavoro, pur con tutti gli ostacoli che comporta, dà buoni frutti. Un risultato che l'amministrazione accoglie con soddisfazione come simbolo di una città che riscopre e valorizza le sue radici. Un sito archeologico di eccellenza a cielo aperto, come pochi in Sicilia, ma direi anche pochi in Europa, e che invitiamo a visitare. Un esempio di come anche un intervento infrastrutturale possa trasformarsi in un'occasione di crescita culturale e in questo caso anche di bellezza. Adesso una piccola pausa per noi, ci ritroviamo fra poco con la pagina sportiva. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, il calcio. Prime parole da Rosanero per il neo difensore Mattia Bani. Il calciatore che arriva dal Genoa è stato chiaro sugli obiettivi. Il Palermo deve tornare in Serie A. Il servizio. Dobbiamo riportare il Palermo dove merita di stare. Testo e musiche di Mattia Bani, neodifensore rosanero presentato oggi a Châtillon in ritiro. Bani, che ha lasciato la fascia di capitano del Genoa in Serie A per accettare il progetto Palermo, non si pone limiti. No, assolutamente. L'obiettivo è chiaro, sono sceso per poter cercare di ritornare nella categoria che secondo me compete a questa società. Quindi abbiamo un obiettivo ben prefissato, sappiamo che sarà difficilissimo, avremo bisogno sicuramente dell'aiuto del pubblico e ci dovremo far trovare pronti, però sono convinto che la rosa è importante. Bani torna anche sulla trattativa che dal Genoa lo ha portato al Palermo. Ma è partito tutto, diciamo, con il Genoa abbiamo cominciato a parlare un po', ho avuto la sensazione che dopo tanti anni eravamo arrivati un po' a un punto, diciamo, dove stavamo arrivando alla conclusione del nostro percorso. Quindi ho scelto di intraprendere una nuova sfida. Palermo è stata quella che più mi ha voluto e più mi ha dato le sensazioni positive su un grande progetto e quindi ho scelto in questa direzione. Ritiro dal Palermo che volge al termine domani per il rosanero, amichevole contro i francesi dell'Annecy, poi il ritorno in Sicilia in attesa dei primi impegni ufficiali e dell'amichevole del 9 agosto contro il Manchester City. La Serie C adesso con le siciliane divise tra campo e mercati. Il Catania pronto all'amichevole con l'Ascoli, con tanta curiosità per i nuovi a Trapani. 3 cessioni in poche ore, mentre il Siracusa attende il sì di Pacciardi. Tonino De Mana. Il Catania si divide tra campo e mercato. Domani è prevista l'amichevole a porte chiuse contro l'Ascoli, dove Mimmo Toscano proverà e ruoterà gli uomini, anche se nella testa del tecnico calabrese prende forma l'assetto base con Gimenez in cabina di regia. Intanto Martic e Corbari si sono già aggregati alla comitiva. Dopo l'ennesima rivoluzione di Antonini a Trapani si lavora prevalentemente con operazioni in uscita. 3 le cessioni in poche ore, Spini e Marsico, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti alla Spal e alla Fidelis Andria, sono destinati rispettivamente al Ravenna e alla Vibonese, mentre Malomo sta per accasarsi al Guidonia. La partenza di quest'ultimo impone un altro movimento in entrata per completare il reparto difensivo e a Canicattini Bagni prosegue il ritiro del Siracusa che fatica agli ordini del confermato Turati. Il DS Laneri sta lavorando per assemblare l'organico, cercando gli uomini giusti nei ruoli chiave. Per la difesa sembra a buon punto la trattativa per Pacciardi, centrale lo scorso anno in forza alla Pianese. Altra piccola pausa per noi, a fra pochissimo.
davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata.